A 16 la verità è venuto a salutarci. Gio Cristiano, Chi sei? sono un musicista, chitarrista, cantautore, produttore, produco la mia musica, faccio anche didattica. Descriviti in 3 parole. Suono, penso, nuoto. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è svegliarmi la mattina e tuffarmi tra le onde. Sogno, diciamo, forse anche di molti, però in qualche modo se le onde sono le onde musicali, mi sveglio la mattina e mi tuffo tra le onde musicali, quindi va bene anche così. Se non questo, cosa avresti fatto nella vita? Forse mi sarebbe piaciuto fare il giornalista. Collaborazione dei tuoi sogni. Enzo Gragnanello, la storia della musica attuale, vivente. Rapporto con i social. Ci odiamo a vicenda, nel senso che belli, sono utili, possiamo connetterci con chiunque, però a patto di cedere una fetta importante di libertà e di vita reale, quindi ci odiamo abbastanza. Cos'è per te la musica? La musica per me è la libertà di poter fare il mio lavoro, quindi grazie alla musica ho i miei spazi, i miei tempi per pensare, produrre musica e buttare fuori cose che poi si materializzano necessariamente in dischi. Sono in uscita con il disco Chi mo fa fa. Progetto di cui sei più fiero. Chi mo fa fa. È il mio, diciamo, ultimo disco che presenteremo tra qualche giorno a Palazzo Venezia con il Mediterranean Ensemble, questo gruppo di musicisti che, diciamo, con cui collaboro da tantissimi anni e sono contento di quello che abbiamo fatto. Spero che le onde della nostra musica arrivino, me lo auguro. Artista che rimetteresti in vita. Allora, egoisticamente, se fare arte per come la vedo io e fare dell'artigianato buono, di qualità, con passione, con criterio e poi che diventi musica o che diventi un prodotto artistico, allora se è questo l'artista, l'artigiano, diciamo, che crea qualcosa nel segno della verità, allora rimetterei in vita mio padre che faceva porcellana di Capodimonte e quindi a modo suo era un artista. Cos'è per te Napoli? Napoli è la fonte, è la madre della mia, diciamo, ispirazione nel lasciare qualcosa di buono, anche soltanto ai miei figli, da quello che ritengo essere il cuore del mondo mediterraneo. E se noi napoletani e anche gli altri si fidassero un po' più di noi, ci lasciassero fare, sarebbe tutto molto meglio. Un errore che cancelleresti dal tuo percorso. Condividere il palco con qualche musicista che era più presenza che essenza, ha suonato con me più per qualche ragione, diversa dalla condivisione della verità. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Ti confesso che da quando ho uno smartphone leggo poco e non riesco a finire tutto, però ho ripreso recentemente Salto mortale di Luigi Malerba, egoisticamente perché mi sono andato a prendere una frase sulla libertà che a me ha sempre fulminato e l'ho messo nel bucle del nostro disco. Un consiglio che daresti a te di 20 anni fa. Credici e ascolta i consigli degli altri, ma credici. Un consiglio ai giovani. Non credere a tutto, non credere a quel filtro che ci hanno messo davanti, questo cellulare che ci filtra la realtà, scavare, andarsi a cercare le cose dalle notizie, la musica, perché c'è tanta bella musica in giro, indipendente. Rapporto con Dio. Di questi tempi nascono un sacco di dubbi sul perché c'è tanto male, tanto. Quindi non lo so. Se fossi il primo ministro, qual è la prima legge che attueresti? Allora, non una legge, ma fare in modo da sganciarci da questa visione per cui si deve sempre seguire un padrone, fare in modo che la nazione fosse veramente nazione e ragionasse con la sua testa, ascoltando le energie anche degli intellettuali veri e liberi. Basta essere servi degli americani, dai. Consiglia 3 brani da ascoltare. Consiglio ai giovani, soprattutto Tuo fa l'americano. Renato Carosone, ascoltatene il testo. 50 anni fa aveva già detto delle cose che non abbiamo capito. Portami a casa mia di Pino Daniele perché lì ha raggiunto il punto massimo di fusione tra secondo me, la melodia napoletana e lo swing americano. Un ascolto tecnico, Bill Frisell, chitarrista, Strange Meetings, il suono della chitarra moderna. Ciao ragazzi! Oh, grazie che mi avete voluto in questo format. Fantastico. Grazie a voi.